un po' di fortuna è una componente importante. tutto va bene. Senti, la tua intesa con Quagliarella, mi sembra che oggi, questo pomeriggio, Quagliarella abbia avuto dei problemi ad inserirsi ogni tanto nel gioco, mentre tu mi sembrai più a tuo agio soprattutto con i cross di Mesto e Dossena. Sì, oggi secondo me non ho visto niente di genere così, però siamo tre attaccanti che muoviamo molto di più in campo, se uno si va a centrale cambiamo ogni volta, quindi siamo così in campo. Cosa hai pensato, cosa hai detto quando lo speaker ha annunciato il tuo gol che in realtà non c'era? Quando lo speaker dello stadio all'inizio del primo tempo, quando hai sbagliato quel gol, la palla è finita fuori, ha annunciato il tuo gol, non so se l'hai sentito, cosa hai pensato? Sì, ho visto che la palla è uscita da un metro, però solo che i tifosi stanno lontano, quindi va bene, loro stanno urlando perché cosa hanno visto. Poi ti sei riscattato però. Sì. Poi però potevi segnare anche il gol del 2-1 su quel passaggio dalla sinistra. Mi dispiace per quello che ho sbagliato e anche la partita. Come un attaccante sono un po' triste a sbagliare quello gol. Però è importante che ho fatto anche un gol importante per la squadra, a prendere un punto per la squadra, quindi ci vuole un po' di fortuna e magari se ho un'occasione così il gol arriverà.